Eccoci qua, sempre avvolti da questo applauso del nostro pubblico presente qui in teatro e siamo veramente felici di questa affluenza. Siamo arrivati quasi a 940.000 presenze. Dobbiamo dire questo? Sì. T'hanno detto? No. Non c'è nessuno, ma l'abbiamo detto. Allora, iniziamo questa grandissima puntata, ma come? Come iniziamo? No, non lo fare, senza no, dai, non lo salutare fare. la Per camera di favore, Desiree. La camera di Desiree. La mia camera, la camera centrale, scusa. Ma te la porti a casa la tua camera, scusa? Anica, come stai? La centralina, la nostra No, io non mi bella e tolgo, io piccola non camera. mi tolgo, Ti adoro. perché veramente... Facciamo anche a quello dell'artrosi cervicale. Ciao. Oggi E il facciamo... pollo? Sai cosa facciamo oggi? Che fai oggi? Oggi C'è un abbiamo mix parlato di anche altre ingredienti. volte, no? Tu sai quella canzone che fa Non capisco qual è, ragazzi, no. Allora, ascolta, ma non è che tu ti devi inventare le cose per farmi dire gli ingredienti. Dai. Cioè, non esiste una canzone che dice patapatipo. Non esiste, ragazzi, non c'è. Allora ti devo dire una Non cosa. c'è, le patate, la puntata delle patate. No, Patatiamo. cos'è? Patatiamo, e lui canta Patatiamo. patatiatipo. Patatiamo. Io non ce la faccio. Che canzone è? L'hai scritta tu questa canzone? No. E allora, oggi parleremo di Vabbè. patate, abbiamo parlato altre volte di patate, però oggi ci sbizzarriremo. Faremo delle cose più particolari, faremo. tipo. Un crostino di patate al forno. Ah, un crostino di patate al forno. Poi faremo un aligot, che è un purè francese, ti faccio vedere come viene lavorato, accompagnato da una meravigliosa cotoletta di pollo. Di pollo, Una ok. cosa eccezionale. E poi chissà, tu mi dicevi che ti erano rimaste delle patate, che avevi fatto un pollo al forno e ti erano rimaste delle patate. Pollo al forno, sì. E le avete mangiate al forno e noi le varieremo, vediamo cosa può venire Le fuori. reinventiamo, Sì, le vediamo, patate al forno? Sì, vediamo Dai. cosa può venire fuori. Iniziamo la preparazione del crostone. Crostone, dai. Allora, prendiamo innanzitutto una bulla, Non la usi più quella bull, quella là. qua, vedi? E andiamo a colare queste di qua. Che sono queste patate? Questa è patata tagliata come? A Dai. julienne. Oh, mi dovete credere, non me l'aspettavo. Come mai? Brava, brava! Hai fatto un gesto veramente professionale. Ma certo, ma con chi stai parlando? Brava! Ma che brava! Queste si devono Ma brava! levare da Ma tutto, che brava! tutto l'amido Ok. e tutto il liquido. Brava! Ora l'abbiamo fatto, lo rimettiamo in questa bulla dove avevano sede prima, così. E le andiamo a lavorare. Capito? E andiamo a lavorare così. Guarda, mettiamo un poco di farina di riso che ci darà la croccantezza. Qua. Così e così. E così. Dammi un po' di olio. Un po' di olio. Così. Vedi? Del sale. Così. Del rosemary. Eccolo. Nella patata il rosemary non può mancare. Non può mancare. Però stavolta sai come lo mettiamo? Un po'. Lo triti un po'? Sì, che ci dobbiamo sprigionare un poco di... Dimmi qualche cosa, dai. Che vuoi che ti dica? Niente, Dimmi no? qualche cosa. Sto osservando. Dimmi qualche cosa. Che vuoi detto? Qualche cosa. Che cosa? Qualche cosa. Cosa? Qualche? Mi devi dire qualche cosa. Lei capisce queste cose? Che vuole dire, ragazzi? Non Io ho lo detto capisco. mi dici qualche cosa. Qualche cosa. Brava, questo dovevi dire. Ecco qua, facciamo vedere insomma come lo andiamo a sistemare.
E queste patate julienne come le fa? C'è un Sì, attrezzino, c'è un no? attrezzino che si chiama Giulienino. mandolina, No. che ha diverse funzioni. Hai visto? Ora che abbiamo fatto questo composto, prendiamo la teglia già con la carta forge, Ok. andiamo a mettere il composto qui. Ah, stavo dimenticando, l'olio. Ecco qua. Give me the olive oil. Va bene? Ok, stop. Yes, of course. Fantastic girl. E voilà. Ai. Perfetto. Ecco, il tocco da maestra ce l'ha data io veramente. Non l'avevi fatto là? No, sei grande. Chi è? Tu. Va buona tu. No, veramente, guarda. Desiderio, allora, cosa stiamo facendo? Stai Vediamo- facendo una torta di patate. No, un crostino. Un crostone di patate. Crostone di patate, vedi? Ora lo andiamo ad appiattire perché deve essere molto fine. Deve essere croccante, sì, no? ci deve dare proprio questa idea della croccantità, Sì. capito? Così. E ora andiamo a fare i bordi E come li fai i bordi? con la marisa stessa, così, guarda. Facciamo così, vedi? Così. Prendiamo un po' di qua e lo mettiamo qua, così. Abbiamo fatto questa base per fare un crostino che, credimi, come aperitivo è Buono? eccezionale. Però sai, anche come contorno, non è male. Eccoci qua. Allora, Adesso, quindi, prendiamo della cipolla. sì. Ah, metti la tagliamo cipolla. fine, guarda. Allora, mi ricordi cosa hai messo nelle patate julienne? Nelle patate ho messo della farina di riso, Ok. olio, sale e un po' di rosmarino. Ok. E adesso sto mettendo della cipolla tagliata finemente, così, E la metti che così. gli dà un bel po' di aroma, capito? Messa una volta così, aggiungiamo un altro filino di olio. Ok. Metto io? Sì. E lo mandiamo in cottura. Ah, lo metti in prima. forno così. Una prima cottura. Dopo di ciò, quando sarà quasi cotto, andremo ad aggiungere della buona scamorza. Scamorza, va affumicata. bene, ci sono. Ci stai? Sì. E quello è un piatto già in E lavoro. questo è un crostone che può essere un antipasto, cosa? Una cosa Un spiziosa antipasto, un così. contorno, quello che tipa. Ok, quello che tipa. Che tipa. Adesso. Ora, noi dobbiamo fare l'aligot, che l'aligot è un purè francese però particolare. Particolare. Ora ti faccio vedere come si lavora l'aligot. E lo andremo ad accompagnare a delle cotolette di pollo. Di pollo, quindi un Vi voglio contorno fare sarà. vedere questo pollo meraviglioso, da un colore meraviglioso, Bellissimo. che è proprio vero, ruspante. E lo andiamo a panare. C'è bisogno che facciamo vedere come si pana? No, vabbè, dai. Ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo già panato, panato? Dai, ce l'abbiamo già panato ed eccolo qua, vedi? E questo è il nostro. Però Ok. prima di friggere il pollo andiamo a preparare l'aligot. L'aligo, fammi Allora, vedere come si fa. prende Dai. un tegam. Sai cos'è il tegam, no? Un tegame. Brava. È in inglese, tegam. Lo sapevi? Tegame. Certo. Eh? Tu lo sai che per esempio io parlo pure russo? Dai. Il russo tu basta che metti schi finale, è russo. Schifina, vediamo, fai una prova. Ciao Desiroski, come stoschi? Nascoschi. Stai buonoschi? Che si dice oschi? È proprio l'accento russo, tipico. Russo, tipico russo. Tipico russo della Russia della proprio. Russia, schi, quando ci mette schi, cucinoschi, come sei combinatoschi. C'è stato un siciliano che una volta, se ne posso permettere di È andato in Russia, raccontarla. parlava così? No, lui disse a un suo amico, sai, devo andare in Russia. Dice, però ho difficoltà con la lingua. E l'altro, per prenderlo in giro, gli dice, ma che difficoltà hai? Basta che ci metti lo schi finale. E lo fece veramente. Lo schi finale dice, tu parli in russo, capito? Questo arriva in Russia. Primo il ristorante che arriva che aveva una fame pazzesca. Cosa fa? Entra al ristorante e gli fa, buongiorno Schi. Così. E il cameriere gli fa cenno così. Allora lui dice, mi guarda che allora L'ha vero, capito, è vero. parlo russo. E ci fa, dice, io volessoschi mangiaroschi. Era E amico il cameriere tuo. fa così. Guarda, capito? Ti immagini? Allora gli fa, dice, mi potrebbe portaroschi una bistecoschi bella grandoschi.
cameriere gli fa così e gli Capeva porta la tutto bistecca. perfettamente. Quello era impazzito che parlava russo, poi si prende il contornoschi, si prende il Tutto. caffoschi, dopo gli chiede mi porta il contoschi, il cameriere gli porta il conto e gli fa, dice il cameriere a lui, Pucinowski, Era se siciliano. c'era Oschi, tu mangiavoschi, capito? Povera Stella. Aveva preso il E stiamo siciliano. scaldando qui. Allora, quindi olio e aglio. Che fai? Mi puoi, per favore, mi prendi quella cosa che c'è lì? Che cosa ti prendo? Quello. Che cosa vuoi? Il tegame questo qua? Centralina, non me l'aspettavo che capiva la barzelletta perché non le capisce mai. No, non mi serve. Scusa, no, non mi serve. Mi fai una cortesia, mi prendi quella cosa in quel contenitore. Che contenitori vuoi? Questo qua di vetro? No, la cosa, quello che esce fuori. No, quello, uno di quelli. No, quello, uno. La ammazzare. Che cosa vuoi? Volevo questo, volevo la Marisa. Ma non ti esprimi, basta, senti. Va bene, togli, che cosa togli vuoi? tutto, non mi serve niente. Non ti serve niente, vedi Poi che mi togli prendi in tutto. giro, lo fai apposta. Vai, Te le vai, lascio vai. qua No, queste. togli tutto. Ah. Tutto tale che danno chi sta facendo. Eccomi Babbalucci, guarda Desiree, ho fatto soffriggere l'aglio, più che soffritto, quasi brustolito proprio. Perché è bruciato così? Non è bruciato, è cotto croccante, perché perde parecchio forza, però diventa buonissimo. Andiamo Ok. a mettere, guarda, Questo che è un cos'è? semplice purè. Un purè che hai fatto Un semplice purè. Sono patate bollite e schiacciate. e schiacciate, quindi solo Abbassiamo patate. così. Ora tu gentilmente, dopo che io faccio prendere questo sapore d'aglio Sì? al purè. Ah, si insaporisce di aglio così, perché Sì, c'era quell'olio che aveva fatto quel... Esatto. L'aglio rimane dentro. Guarda, mi dai del latte? Sì, Mi versi un po' di latte? mi dici basta? Sì. Basta così. Andiamo ad aumentare fortemente il fuoco in modo che questo latte si assorbe. Vedi? Ecco qua. Andiamo a salare, cioè ci vuole il sale, Certo. così, e un peu di sale, e voilà. E andiamo a far sì che facciamo togliere quel po' di umidità che la patata conserva in sé. Ok. Capito? A questo punto, come vedi, è abbastanza densa e non deve esserlo così. Andiamo E ad quindi aggiungere che ci un po' va, di il burro? Sì. Guarda che facciamo. Ci sono doppie lavorazioni, così. Scusami. Ecco qua. Ecco qua, guarda. Ma non finisce qua. E adesso utilizzeremo un altro attrezzo, che è la frusta. Bene, quindi abbiamo aggiunto per adesso il latte e il burro, giusto? E il sale. E il sale. E il sale. Ora dobbiamo lisciarlo ancora, per cui ci occorre dell'altro latte. Altro latte? Te lo Yes. metto? Yes. Vai. Va bene, va bene. Diciamo che è simile a un purè, ma non lo è. È simile alla lavorazione del tipico purè che noi facciamo, abbastanza liscio, abbastanza... Ma allora la differenza qual è? Ora te lo L'aglio faccio principalmente? vedere, l'aglio, sì. Per esempio. latte, quel poco di burro. E ora ti faccio vedere che cosa facciamo. Prendiamo una mozzarella, un pezzo di Emmental, Ok. tagliamo così, questa la mettiamo qui, facciamo dei tocchetti a tocchi, così, mettiamo dentro la mozzarella. È abbastanza corposo, per cui diciamo si potrebbe mangiare anche da solo, però lo accompagni con qualcosa di... Ecco qua. Adesso mi dai il latte di nuovo, Eccolo. versiamo un altro poco di latte, così ancora un altro poco e ci fermiamo, guarda, lo lasciamo così e lo togliamo dal fuoco.
E lo lasci? Lo lascio. Cioè, in che senso? Ti faccio vedere poi. Lo metti da parte. Lo mettiamo da parte, per ora così, va bene? Nel frattempo andiamo a preparare una cotolettina che sarà di accompagnamento. Bene, d'accordo? quindi quello diventerà un Per cui contorno. Quello è il primo piatto che si chiama l'aligot, che accompagnerà il nostro bel Star Wars fries, che è la cotoletta. Poi abbiamo il crostino di patate. E poi che abbiamo? E poi che abbiamo? Dimmelo tu. La terza che cos'era? Non erano rimaste. Le patate al forno Brava. di ieri. Senti, Le allora patate al forno andiamo di in ieri. pubblicità. Stiamo vedendo. Consigliamo i consigli per i consigli. Consiglioschi. Consiglioschi per i consiglioschi, è quella, basta aggiungere Brava Desiroschi. Desiroschi. Chiamami Totinoschi. Totinoschi. Ah, Ah, tra pocoschi. Trapocoschi. Ok, allora ascoltami, guarda, ora ci prepariamo quelle patate che erano rimaste. Che sono rimaste ieri, patate al Perché le forno. avete lasciate? E perché erano troppe, ne abbiamo Erano fatte in troppe. abbondanza, sì. Però so che le hai cucinate tu e mi hanno detto che erano veramente buone. Erano patate al forno, Vedi? sì, normali, vabbè, diciamo, dai. dai. E le Allora, mettiamo. quindi Guarda cosa come possiamo andiamo a fare con preparare. queste? Guarda, ti faccio vedere, prepariamo Mm. un po' di pomodoro bello tutto sfrigolezzetto attappato. Sprigolezzettato, che rende proprio l'idea. Togliamo la parte non edibile. Ti piace non edibile? Non edibile, bravo, dai, stai migliorando, bravissimo, mi piace. Tagliamo E così. fai una brunoise di pomodoro. Tutto brunoise, va bene. va Oh, bene. scusa, questa è brunoise, no? Certo, O no? Sì, si sono pezzettoni. Pezzettoni, Non è quando ci proprio combina la io sono brunoise. No, pezzettoni, la quando è più brunoise è piccola. brunoise. La brunoise è più piccola. Brunoise, quando deve fare brunoise è... La brunoise, guarda come la brunoise. La brunoise dobbiamo fare 1, 2, 3, 4. Tagli così e devono essere così. Questo è una brunoise. vedi? Bene, Quelli sono pezzettoni che dobbiamo fare. così. pezzettoni. Perfetto, a questo punto guarda che facciamo. Che facciamo? Prendiamo questa pendolais, questa Sì, pendolais. dai, La mettiamo qua, accendiamo, la mozzarella ce la tagliamo Sì. a parte, così. Ci basta questa perché quella poi la riutilizzeremo per la ligò. Ok, guarda, ecco, abbiamo messo questo, mettiamo un pochino di olio, sì, così. Andiamo a versare le patate che erano rimaste quindi da le ieri. patate che sono già cucinate naturalmente. Sì, certo, erano di ieri. Certo, Mi dai la Marisa? eccola qua. Erano di ieri e va. Così. Questo lo togliamo e queste le mettiamo qui. Andiamo a mettere questo meraviglioso pomodoro così. Quindi aggiungiamo il pomodoro è quello rotondo abbiamo detto. Sì, sì. Cosiddetto pomodoro a grappolo. Pomodoro a grappolo e la mozzarella metti pure Sì, insieme? aspetta. Dopo, Prima facciamo sì che dell'origano, a te. fondamentale Dai. l'origano, abbondante come se piovesse questo origano. Ancora? Sì, come se piovesse, così e facciamo Va bene. saltare. E facciamo saltare così, vedi, semplice. Abbiamo aggiunto solo del pomodoro. E dell'origano. Abbiamo aggiunto dell'origano, l'olio sia di cottura delle patate che un pochino gliel'abbiamo messo. E che succede? Ci manca il peperone. Il pepe. Così. Che ne so, valla a seguire tu. 3 ricette, 4 ricette, fornelli, Così. forno, microonde. Oh. A questo punto raccogliamo questa meravigliosa mozzarella. Ok. Guarda. Senti come parla? Sento come Mettiamo parla. qui. Così. E andiamo a saltare in questo modo. Me lo senti il profumo? Senti. Ma arriva fino a qui. Avvicinati, Arriva, senti si il profumo, sente. Senti il profumo. È una scia che arriva fino a qui. E vai. È una scia. Viva Santa Rosalia.
Guarda la mozzarella, guarda la mozzarella. Quindi questo che piatto è? Cosa È sono? un Delle contorno, patate filanti? È un contorno che hai fatto di qualcosa che ti era rimasto, però ti scocciava a rimangiare Una patate. cosa più sfiziosa. Allora tu dici che faccio? Sì, esatto. A questo punto ti faccio vedere una cosa. Vai. Prendiamo un bel piatto di frittata, lo adagiamo easy, facciamo partire di nuovo questo perché mi serve che parta veramente veloce di cottura. Fiamma, diciamo fiamma per modo di dire, però. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Guarda, affuso e voilà. Quindi dai, questo è un modo per reinventare un piatto Sì, che reinventare quasi un sempre piatto. rimane, perché le patate al forno Esatto. sempre si fanno un po' in abbondanza, no? Certo. E poi può capitare che rimangono in Cos'è? frigorifero. E dimmi una cosa, noi gli diamo un'altra spolverata. Che vuoi Io mettere? dicano che ci fanno quel non so che di che. Sì, E ti ho mettiamolo. preparato un piatto a base delle patate. Le Di prime. patate. Il primo piatto è uscito. Eccolo qua. Bene, allora Passiamo ora all'alico. Nel frattempo dobbiamo abbiamo il sistemare crostone, questo, no? giusto? Sì. Dobbiamo sistemarlo, ti faccio vedere con che cosa. Dobbiamo. Aspetta che se riusciamo a prenderlo. Ce l'abbiamo fatta. Se mi brucio non vale. Se mi brucio non vale. Ecco qua. Allora. La scamorza. Quindi questa hai detto è una prima cottura, Una perché prima cosa vuol cottura. dire che è una prima cottura? Io abbiamo dato la cottura alle patate. Ora lo completiamo così, guarda. E poi adesso lo ripassi in forno con gli Esatto. ingredienti sopra, giusto? Così. 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 E così. Quindi scamorza affumicata. Così. Mi prendi una pinzetta, una pinzetta. Così. Acciughe. Yes. E lo rimettiamo in forno. Così? Solo questi Sì, due ingredienti? Questi qua, basta. È un crostino semplice di patate. E lo rimettiamo in forno. E lo rimettiamo in forno. Allora, il primo piatto è pronto, il secondo è in Sta forno. arrivando. Adesso prepariamo questa bella cotoletta con l'alico di patate. Bene, quindi, allora, Accendiamo l'olio, lo facciamo partire ben bene e continuiamo la lavorazione dell'alico. questo che più o meno diciamo è un purè tradizionale, solo che adesso abbiamo Mi ridai il latte. Poi- E mi dai un cucchiaio. aggiunto dei passaggi che l'hanno reso diverso, giusto? Allora, metti. Ancora? Così. Va bene così. Mm. Ok. E andiamo via alla via così, deve scaldare proprio. Sì, facciamo un recap, dai. Allora, quindi questo purè francese hai detto, Sì, che si chiama si chiama aligot. aligot. In che cosa esattamente si differenzia? Che ci sono i formaggi, noi non abbiamo messo dei formaggi francesi, ma abbiamo messo sì un Emmental, abbiamo messo la nostra mozzarella che ci piace assai. Quindi l'abbiamo fatto un po' più nostro Sì, anche? sì. Mm? A noi- Perché tipicamente è fatto con dei formaggi francesi. Sì, ma a noi la nostra mozzarella ci piace. Certo. Dai. Dimmi, continua, non la sai la lezione, domani viene accompagnata No, dai genitori. stavo pensando questo, vedi? Capito? L'abbiamo mantecato con l'aglio, anche questa Sì, è qui c'è l'aglio, di solito nel purè una cosa l'aglio. particolare. Di Quindi- solito nel purè l'aglio non Però ci siamo partiti da un purè normalissimo, anzi Da neanche un patate purè. schiacciate. Esatto, patate Siamo schiacciate. partiti da patate Vediamo se mi schiacciate. ricordo un attimo. Abbiamo rosolato un po' d'aglio con un po' d'olio, poi abbiamo aggiunto queste patate schiacciate, quindi già la patata di per sé si è, diciamo, insaporita con Certo, l'aglio, no? Certo, Poi hai aggiunto piano piano del latte e dei formaggi, brava, che sono Emmental e mozzarella. brava. Stiamo ancora mantecando e Stiamo mantecando. mescolando perché dobbiamo fare fondere i formaggi. Esatto.
Nel frattempo che i formaggi fondono, Che facciamo? Friggiamo la cotoletta? cominciamo a vedere se siamo pronti per la cotoletta. Come si fa? Guarda come si fa, si sporchi Eh la sì, mano vai, così. butti un po' là. È pronto? Ci siamo, dai, ci siamo. Una Allora, e due. bella cotolettina di pollo. Questo sta andando nel frattempo. Quindi bisogna aspettare che vedi si fondano i diventa elastico? formaggi. Guarda, questo Sì. che bello. Vediamo. Ecco qua, guarda. Lasciamolo stare così e tra poco possiamo impiattare la cotoletta con l'aligot a fianco. D'accordo. L'aligot sta rendendo quello che noi vogliamo che ci dia. Guarda, ti voglio far vedere una cosa. Vedi come esce a velo proprio, sembra un sì. lenzuolo, vedi? Eh sì, Questa è la particolarità dell'aligot. è tutto super filante. Sì. Giriamo queste. Ma guarda che meraviglia. Eh sì. Guarda che meraviglia. Belle dorate, sì. Questo qua lo facciamo andare. Dai. Adesso esco il crostone. Dai, usciamo il crostone. Eh? Meraviglioso. Hai visto che bello? Eh sì, ho visto. Una semplice patata cruda che non ti comporta neanche tanta fatica. 2 o tre ingredienti, Hai fatto un ottimo. bel piatto. Hai fatto un bel piatto. Allora, Prendiamo questa. Qui andiamo a mettere la bella cotoletta. Questa che ci piace molto di più. Facciamo colare l'olio. Siccome noi friggiamo bene, io carta assorbente non ne metto. metti niente? No, no, ma non c'è bisogno. E voilà. Questa la mettiamo qui. Guarda. L'aligot sta performando. Guarda adesso che facciamo. L'aligot ha fatto la sua base sotto. Guarda. Registro, guarda, registro. Sì. È Possiamo tutto un filo e spegnere fondi. e andiamo a fare questo lavoro così. Guarda. Va bene. Eh sì. Guarda, stacchiamo qui così. Ti posso dare questa? Questa? Stai attenta però. Va bene, ce l'hai? Sì. Lo poso, no? Ecco qua, guarda. E anche il terzo piatto. È pronto. Facciamo così. Lo mettiamo È dentro così. bellissimo questo purè, Così. Bellissimo. Una spolverata. Non è un purè, Lo è mettiamo? aligot. Sì, va No, bene. no. E qui c'è il terzo piatto. A questo punto non ci resta che assaggiare. Non è purè. Va bene, diciamo così, è purè, uno lo Non è vede. purè perché il purè è un'altra numerazione. Aligot, va bene. Aligot, Questo è l'aligot. aligot. Aligot français. Allora assaggiamo. Assaggiamo. Io assaggerei come antipasto dal crostino. Che Ma va dici? bene, dai, Prendiamo sì, il ci piatto. sto. Mi dai il coltellino? Sempre lo spelocchiamo. Questo lo prendo nel brucio. Così. Sembra tipo una pizza secca, cos'è, no? Esatto, Un po'. esatto, però è fatta di patate. Senti, abbiamo gli attrezzi, ma prendi la palettina, che devo fare malavita, scusami. Abbiamo gli attrezzi, usiamoli, Cominciamo con questo, dai. Allora, Solo assaggio pure io. chi te l'ha detto a te? Io. Non dire niente.
Ma ti vedono, non è che non dire niente. Oh, questo scrunch, È buono, sai, è un po' di crunchy. scrunch. Buono, sai? È la farina di riso che gli dà questo scrunch. Sì? Buono. Aspetta, qua c'è l'acciuga. Certo, Buono. buono veramente. Complimenti, questa è la parte più croccante. Buono. L'ho assaggiato pure io. Questo te lo regalo. Particolare e semplice da fare. Adesso dobbiamo assaggiare la rigò con la cotoletta. Ti taglio un pezzo di cotoletta. Così, mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio. E alla via con la rigò. Voilà. Me lo dai un giudizio sincero sulla ligò, perché Ma per questo sono certo. bravo in questo, non gli puoi dire niente. Ragazzi, Ma quel non so che di che. cosa la ligò? È diverso. Questo è il gusto di aglio, lo senti? che ci Sì, sta però benissimo. buono. Bravo. Grazie. Vabbè, un purè particolare, dai. Buono. Andiamo, posso andare avanti? No, O devi dai, finire? ne parliamo dopo. E ora Patate? andiamo ad assaggiare le patate. Mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio, un cucchiaio. A te. A lei. Io prenderei tutte e tre le cose però. Prenderei questo, prenderei il pomodoro e prenderei la patata. Che mi dice? Pure io. Stavolta sto strasgredendo. Freschezza. È vero o no? Anche questa nota non troppo sapida mi piace. No, non troppo Mi piace, sapida, mi piace. esatto. Va bene. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, altre tre ne abbiamo fatte. A dopo. Vi vogliamo bene, anche se non ci credete. Buono questo purè. Pure che il purè di solito fa così, Come? fila. Va? Salutiamo in russo. Arrivederci. Buongiornoschi, ni vediamoschi. Salutoschi. Patatiamo, aligo, 1 chilo di patate bollite e schiacciate, 150 ml di latte, 50 g di zucchero, 2 spicchi d'aglio, 300 g di fontina o Emmental, 2 mozzarelle, 2 petti di pollo a cotoletta, sale quanto basta. Crostone di patate, mozzarella e acciughe. 1 chilo di patate crude tagliate julienne, 2 mozzarelle, 1/4 di cipolla bianca, 2 pomodori, un barattolo di perati, 30 g di parmigiano, 4 filetti di acciuga, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Patate dal forno alla padella. Vi sono rimaste patate al forno che avete preparato la sera prima col pollo? No? E allora fatele. E fate 1 chilo di patate, 2 mozzarelle, 500 g di pomodoro, rosmarino, origano, quello che vi piace, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta.